Maxi operazione di controllo del territorio dei carabinieri di Castelfranco dal pomeriggio di ieri fino all'alba di oggi e che ha visto impiegati 25 militari in uniforme e in borghese insieme ad agenti della polizia locale di Castelfranco, all'unità cinofila antidroga, alla polizia locale e all'ispettorato del lavoro dei carabinieri di Treviso. Il blitz è scattato dopo le segnalazioni da parte dei residenti per episodi di spaccio e consumo di stupefacenti e aggressioni in centro città. Nel pomeriggio i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un intero nucleo familiare composto da madre, padre, cinquantenni e figlio di 20 anni. Nella loro abitazione è stato trovato tutto il necessario per la produzione di sostanze stupefacenti e il loro confezionamento. Tra la serata e la nottata i controlli si sono spostati in centro a Castelfranco, nei luoghi della Movida. I militari hanno denunciato un 23enne trovato in possesso di 3 grammi di cocaina e 1 grammo di eroina già divisi in dosi e pronti per essere ceduti. Il ragazzo aveva anche 65 euro in contanti con sé possibile provento di spaccio. Alla vista dei militari con i cani antidroga il giovane ha tentato di scappare ma è stato intercettato e bloccato dagli uomini in borghese. Poco dopo un 25enne è stato denunciato perché con sé aveva un coltello serramanico con una lama da 15 cm. Un 22enne invece è stato segnalato perché è trovato in possesso di marijuana. Durante i controlli i carabinieri hanno rinvenuto a terra diversi quantitativi di droga, un grosso pezzo di hashish da 37 grammi, 2 grammi e mezzo di marijuana e della chetamina nei bagni di un locale.